Nell'ambito della rassegna Incontri con l'autore si è tenuta in Sala Eracle la presentazione del libro L'ultimo Freddie Mercury, con l'autore Roberto De Ponti. È un libro che offre una biografia più completa dell'ultima fase della vita di Freddie Mercury, il leggendario cantante dei Queen. L'autore, attraverso la raccolta di informazioni frammentarie e interviste a persone vicine a Freddie Mercury, rivela gli aspetti meno noti della vita del cantante durante gli ultimi anni in cui la sua salute era seriamente compromessa. Nonostante la malattia, Freddie Mercury ha continuato a comporre alcune delle sue canzoni più belle e ha avuto l'opportunità di realizzare il suo sogno di collaborare con una diva della lirica. Il libro sottolinea il fatto che Freddie era un amante della vita e un cantante di canzoni, sintetizzando così l'essenza del personaggio. Non voglio essere compatito, non voglio che la gente provi compassione per me, ed è il motivo per cui lui non annuncia fino a un giorno prima della morte il fatto di essere malato. Allora, vitale perché fa un sacco di cose. Allora, con i Queen lui incide altri 2 dischi e mezzo, cioè The Miracle, poi c'è Innuendo e poi scrive, cioè canta del materiale per Made in Heaven. Poi incide da solo, da solista nel Great Pretender, che è una canzone dei Platters degli anni 50, che però lui indossa come se fosse un abito tagliato su misura per lui. E poi soprattutto dal punto di vista artistico c'è questo sodalizio inaspettato con Montserrat Caballé, che è una delle soprano più famose del mondo, che nasce per puro caso, ma che non nasce in realtà per caso, nel senso che Freddie ha sempre avuto una passione per l'opera, che è sorprendente da parte di una rock star. Lui è anche quello che lo intervista, che poi gli è valsa gli insulti di molti fan e di colleghi come i Sex Pistols. Lui disse: io voglio portare il balletto nel rock, che era un po'... lui era innamorato di Nijinsky, che era un grande ballerino russo. E lui, stavo dicendo, appassionato di opera, lui è in tour con il Queen a Barcellona. Gli viene chiesto chi è il cantante o la cantante, in realtà intendevano il cantante che lui ama di più, e lui a sorpresa risponde Montserrat Caballé. Montserrat Caballé è di Barcellona e i giornalisti la prendono come una captatio benevolentia. In realtà era davvero così. Lui aveva scoperta a un concerto di musica ovviamente lirica a Covent Garden, chiede chi è costei, si informa, prende tutti i dischi e tutte le incisioni e la ascolta in continuazione. La notizia che Freddie ha eletto Montserrat Caballé sua cantante preferita, arriva all'entourage del soprano, la quale dice: beh, allora incontriamolo. E lì c'è di mezzo anche, e nel libro c'è, un manager italiano che si chiama Pino Sagliocco, che oggi è il presidente di Live Nation in Spagna, che è diciamo la società che organizza concerti più nota al mondo, che fa in modo che i due si incontrino. Quando si incontrano, Freddie è emozionatissimo, come se vedesse Dio in terra, e i due si pigliano subito, hanno lo stesso modo di vedere la vita, sono Freddie più emozionato, lei più disinvolta. Lui porta un paio di canzoni che ha pensato e scritto pensando alla sua voce. Lei dice: va bene, facciamo una cosa insieme. Facciamo una canzone? No, facciamo un album. Quante canzoni ci sono in un album rock? Fa 10, ma scrivi 10 canzoni e le facciamo. E da lì nasce questo sodalizio. In realtà nasce la prima occasione in cui l'opera lirica e il rock vanno insieme. Adesso è comune sentire orchestre, soprani, tenori, cioè senza andare lontano, i Bocelli, i Pavarotti che fu molto critico
con Montserrat Caballé quando venne annunciata questa operazione, e che poi però ha rifatto col Pavarotti and Friends la stessa cosa, di accostare lui, cantante lirico, con le stelle del rock. In realtà è stata un'operazione ad altissimo rischio, perché poteva essere un disastro per tutti e due, sia per la Caballé sia per Freddie Mercury. È stata un'operazione fortunata, perché in realtà ha aperto la strada a tutto un genere di musica che non esisteva prima.